L'Ordine degli Ingegneri di Agrigento accoglie con interesse la notizia che la proposta di legge è stata approvata dalla Camera all'unanimità, 253 voti favorevoli, e che il testo passerà a breve all'esame del Senato. Si tratta dell'equo compenso e del nuovo codice dei contratti, seguendo con interesse i lavori parlamentari in corso. Ne parliamo con il presidente dell'Ordine degli Ingegneri, ingegnere Achille Furioso. Sì, intanto importante passo avanti della legge sull'equo compenso approvata ieri alla Camera, adesso va al Senato. Viene sancita la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto dai professionisti, con particolare riferimento per esempio nei servizi svolti verso le pubbliche amministrazioni. È chiaro che questo è un passo avanti perché garantisce il dovuto a chi ovviamente affronta le grandi difficoltà della vita professionale in questo momento in cui anche la concorrenza è spietata. Abbiamo però notato che nel codice sebbene questa norma la accogliamo molto di buon grado, non ne viene fatto cenno nel codice dei contratti quando si parla di servizi di ingegneria da dare in appalto, anche perché sono stati rimodulati i livelli di progettazione e non si fa riferimento a una norma specifica per quantificare esattamente l'importo che viene, da cui bisogna partire per mandarla a base d'asta nelle gare per le pubbliche amministrazioni. Allora è chiaro che da una parte il governo è stato sensibile a garantire ai professionisti nel riconoscere il minimo garantito, il minimo dovuto per i servizi professionali. Dall'altro vorremmo che questo stesso concetto venga ribadito a chiare lettere nell'ambito del nuovo codice dei contratti che è stato esitato nel dicembre scorso dal Consiglio dei Ministri e che entrerà in vigore dal 1° di aprile del 2023 e su cui l'Ordine degli Ingegneri ha fatto pervenire i propri emendamenti migliorativi proprio per eliminare questa ed altre criticità. Perché per esempio nel codice dei contratti ancora si fa riferimento al fatto che la prestazione d'opera intellettuale in casi eccezionali, ma non ben meglio specificati, possa essere resa a titolo gratuito. Questo ovviamente non fa bene ai lavori, non fa bene alla qualità dei servizi svolti e alle opere che poi vengono realizzati. L'Ordine degli Ingegneri è presente in tutti i tavoli possibili per seguire l'iter sia di approvazione e conclusione di questa legge sull'equo compenso, che demanda poi anche agli ordini anche di seguire anche le vicende anche in ambito territoriale, e per quanto riguarda l'iter di modifica possibile sul nuovo codice dei contratti.